Siamo qui per presentare l'evento Risveglio di Persefone, che quest'anno ha il suo quarto anno della realizzazione, che ancora una volta vede la partecipazione e il patrocinio del Comune di Realmonte, ma anche del Parco Archeologico. L'evento quest'anno sarà pieno di sorprese. Abbiamo coinvolto gli artisti e i professionisti migliori del territorio, perché poi il fine è proprio quello di promuovere il territorio e quello che offre, e soprattutto sarà una grande celebrazione alla bellezza di questa costa e quest'angolo di Realmonte, che è appunto Punta Grande. Sarà un evento che avrà nel suo calderone tanti momenti che vanno dall'incontro con il mito, anche con la meditazione, ma non mancheranno i momenti scientifici quali la spiegazione delle parti geologiche, ma anche della macchia mediterranea con la sua bellezza unica e anche il suo odore particolare appunto di Punta Grande. Sono iniziative che abbiamo pensato e abbiamo già sostenuto lo scorso anno, che tendono a valorizzare un'area meravigliosa che è quella della Villa Romana a Punta Grande, per la quale area abbiamo sostenuto già dei progetti di restauro e di valorizzazione, e quest'anno con il risveglio di domenica iniziamo le attività culturali all'interno di quest'area. Noi apriremo l'area alla visita su prenotazione con il nostro concessionario Copicultura. Ci sarà la possibilità di visitare i mosaici e a breve inizierà il cantiere di restauro e ci sarà la possibilità di fare la visita a cantiere aperto. Nello stesso tempo abbiamo organizzato delle manifestazioni culturali in un calendario che renderemo pubblico nei prossimi giorni. Quest'estate ci sarà teatro nell'area deputata e destinata alle attività culturali qui a Punta Grande. Ci sarà la possibilità di una visita al tramonto che si concluderà con un aperitivo dove saranno presentati i prodotti di Odorosi. Questo per valorizzare l'area e per far conoscere le attività culturali del Parco Valle dei Templi e per rilanciare un sito che ha bisogno di essere rilanciato, ma che ha dentro di sé delle qualità derivanti dalla grandezza dei suoi mosaici, dalle strutture e dall'abitazione della villa stessa, oltre che un contesto paesaggistico meraviglioso. Ha quelle qualità che saranno apprezzate dai turisti e i visitatori. Il risveglio di Persefone è un'attività proposta che viene fatta da diversi anni sul territorio di Realmonte, quindi il Comune non poteva che immediatamente patrocinare questa meravigliosa iniziativa. Il mito delle stagioni, Persefone, il suo risveglio a Realmonte, la città della Scala dei Turchi. Noi abbiamo detto più volte che siamo in direzione della bellezza e questa ne è la prova, questa come tante attività che stiamo programmando e che abbiamo già programmato. Quindi Realmonte, città della Scala dei Turchi, città della cultura e della bellezza.